Quarta corsa del programma odierno all'Arcoveggio, il premio Boguccia. Oggi vediamo tanti cavalli che hanno corso anche su questa pista negli anni 70-80, Boguccia era uno di quelli, e andiamo a vedere il campo dei partenti quando la macchina ha chiamato a raccolta già tutti i partecipanti, che sono 9. Col numero 1 Gigabag, Giuseppe De Filippis, 2 Galaxy Mail, Tommaso Gambino, 3 Gangster Zan, Manuel Pistone, 4 Go On, Crazy Boy Joe, Mattia Ricci, 5 Grifondoro Adrian Gioni, col 6 prima fila Galaxy Baba Lorenzo Baldi, seconda fila per il numero 7 Gius Valla Filippo Monti, l'8 Glenda Spritz Andrea Farolfi e il 9 Gresar del Vento con Alberto Garruto. La macchina sta terminando di completare la curva e quindi sta accelerando per lasciare poi i cavalli davanti alle tribune per l'ennesima partenza entusiasmante in un ennesimo capolavoro di cavalli che se la giocano, e parte molto bene Gangster Zan, però viene recuperato all'interno da Galaxy Mail. Tommaso Gambino riesce a prendere la giusta partenza per mettersi nella prima posizione. Galaxy Mail è davanti a Gangster Zan, che Manuel Pistone ha parcheggiato in seconda posizione. 15:3 la partenza, quindi un bel abbrivio per poi subito prendere in mano e vedere cosa succede. C'è un cavallo in rottura, il numero 6 Galaxy Baba, e di fianco invece ai primi due della fila indiana che si sta componendo è Grifondoro Adri con Adrian Gioni. Abbiamo in terza posizione alla corda Gigabag, che potrebbe appunto rilevare una posizione molto interessante nel caso poi la corsa non dovesse diventare particolarmente complessa per chi corre nelle linee interne. Siamo a 31,9 il parziale e 16,5 in ulteriore rallentamento per quello che riguarda la curva che abbiamo appena superato. E abbiamo Go On Crazy Boy Joe che prova ad affiancare completamente, anzi lo fa, e quando siamo al passaggio degli 8 metri il leader attuale della corsa, che è Galaxy Mail. Quindi Galaxy Mail affiancato da Go On Crazy Boy Joe, poi abbiamo in seconda posizione della corda Gangster Zan con l'allievo di Adrian Gioni, Grifondoro Adri, e gli altri che seguono con il numero 1 terzo alla corda. Si ovviamente accelera dopo un 32,1 ancora di grande comodo, e l'allievo di Mattia Ricci incomincia a dare fondo alle proprie energie, alla propria velocità, e mettere mezzo cavallo davanti quando entriamo negli ultimi 400 metri. Reagisce molto bene Galaxy Mail che con un controparziale si libera della pressione di Go On Crazy Boy Joe e si isola quando siamo a metà della curva. Prova a seguirlo Gangster Zan, ma ormai c'è due lunghezze di vantaggio per l'allievo di Tommaso Gambino. Ci prova Manuel Pistone all'interno, l'allievo di Gambino sembra un attimo in flessione. Gangster Zan ci prova, Gangster Zan quando siamo a pochi metri dal palo supera con una netta incollatura Galaxy Mail, quindi vince Manuel Pistone con il suo allievo Gangster Zan per la scuderia Giuseppe Lorè. E andiamo a vedere lo slow motion, sempre all'attesa Manuel Pistone quando ha trovato il Pertugi in retta d'arrivo, sfruttando anche il calo di Galaxy Mail che aveva dato forse il meglio nell'ultima piegata per allontanarsi dal gruppo. Questo calo è stato colto da Gangster Zan per appunto superare Galaxy Mail, che arriva secondo. Al terzo posto abbiamo il numero 4, poi il numero 5 e il numero 9. Quindi l'ordine d'arrivo premia, lo ripeto ancora, Gangster Zan, castrone da Running al Mare Allison, guidato da Manuel Pistone per Battista Congiu, e ovviamente della scuderia, mi sono sbagliato prima, chiedo scusa, Carlo Bonfiglioli, che vince questa quarta corsa qui al convegno all'Ippodromo Arcoveggio.